Superstrada Pedemontana Veneta, dopo l'annuncio dello sconto del 60% sul pedaggio, tra gli automobilisti in queste ore regna ancora la confusione. Qualcuno non ne sa nulla, altri sembrano scettici. Ad essere arrabbiata la categoria che non rientra nello sconto, i camionisti. Dunque potranno usufruire di questa agevolazione chi percorre una tratta non superiore ai 25 km tra autovetture e motocicli, valido dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Noi abbiamo percorso un tratto di pedemontana, poche ancora le vetture, qualche mezzo pesante in più. Ci siamo fermati all'autogrill ed abbiamo chiesto che cosa ne pensano gli automobilisti rispetto all'iniziativa della Regione Veneto. Io ero oggi a lavorare a Crocetta, dopo devo andare verso Vicenza, quindi uscirò lì e dopo faccio 4 ore di lavoro, dopo rientro, quindi dovrei riuscire a usufruire di quello che è l'agevolazione. Forse può essere attuabile per chi ha un mezzo pesante, un camion, perché fanno le soste, ma per noi che abbiamo piccoli mezzi prendo un mezzo proprio. E non fa solo 25 km. Ovviamente, ne facciamo molti, ma molti di più. E quindi rimane con la tariffa intera. Certo, sicuramente. Ma i mezzi pesanti sono esclusi da questo sconto. Anche in questo caso non tutti i camionisti ne sono al corrente. Vediamo a fine mese se c'è effettivamente questo sconto, anche se ho sentito una mezza che bisognava star fuori mezz'ora, ma dove? All'uscita di Altavilla non c'è posto per fermarsi, non c'è un bar, non c'è niente, si esce e si rientra subito. Se lo sconto c'è, bene, altrimenti io non li spendo più per passare di qua, faccio la strada normale e arrivo 20 minuti più tardi. E secondo me converrebbe fare degli sconti più sensati, magari a noi professionisti, che a delle persone che magari usano l'autostrada una volta ogni 10 giorni. Come tutte le novità, bisognerà attendere qualche settimana per valutare se con questo incentivo ci sarà un flusso maggiore di veicoli. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. Mi sembra una decisione opportuna, la pedemontana è una grande risorsa, le imprese l'hanno fortemente voluta, adesso che l'abbiamo, usiamola al meglio. L'effetto positivo sarà indubbiamente nei territori con flussi più ordinati e una migliore gestione di tutte le infrastrutture disponibili, dichiara Paola Carrone, presidente di Confindustria Veneto Est, con un atteso miglioramento della circolazione anche in termini di sicurezza.